Ci troviamo nel magnifico scenario di Venezia, dove oggi si tiene presso il Palazzo Papa Fava la mostra di Francesco Mariani dal titolo Symphonie du Couleur. L'arte del Mariani ricorda molto da vicino quella del suo maestro, l'indimenticato Piero Nincheri, nei ritratti, nei nudi e nei fiori, ma con una maggiore profusione di brillantezza nei colori e di estasi nei tratti. Interessante anche l'uso dei particolari che sono disseminati in tutti i suoi quadri, apparentemente casuali ma altamente simbolici. Siamo alla mostra Symphonie du Couleur qui al Palazzo Papa Fava a Venezia. Abbiamo lo storico dell'arte Gregorio Rossi. Signor Rossi, ci vuol dire anzitutto dei patrocini importanti sono quelli che stanno vicino a questa mostra? Sì, il patrocinio che ha avuto il catalogo è il patrocinio dell'Istituto Italo-Latinoamericano, che è un organismo intergovernativo che rappresenta oltre all'Italia un intero continente, insomma dell'America centro-meridionale. 21 diplomazie accreditate, che fra l'altro ha un padiglione alla Biennale all'Arsenale, ha tutte le edizioni, insomma, da tantissimo tempo. Ora, e poi del MACHA, il Museo di Arte Contemporanea Italiana in America, a San José in Costa Rica scelta per il museo in quanto unica nazione al mondo senza esercito, l'arte e linguaggio di pace. Francesco Mariani è stato uno dei primi artisti per il quale sono state acquisite due opere. Poi all'interno di questa rassegna c'è Francesco D'Alconso che ha un'opera al museo e poi la pittrice qui accanto, Annalisa Matucci, una giovane pittrice. Questi sono arrivati da ultimo. Francesco fu uno dei primi ed è stato uno dei pochi che ha avuto un catalogo edito proprio dal museo, che è l'unico museo di arte contemporanea italiana all'estero, fra l'altro. E nella collana del museo c'è un catalogo dedicato a Francesco Mariani. Tant'è vero che è in questa rassegna proprio presentato, cioè proposto dal museo stesso.
Siamo con Annalisa Matucci, pittrice che anche lei oggi espone 2 quadri qui alla mostra Symphonie du Colère. Annalisa, quanto tempo fa nasce la sua passione per la pittura? Allora, la mia passione per la pittura nasce nel 2007 casualmente, perché è nata, il mio percorso è tutt'altro, la mia storia, diciamo, scolastica, se così si può dire. Io sono laureata in legge, avvocato e ho rotto con tutto ciò che riguardava il passato, quindi nel 2007 sento questa esigenza e mi incammino in questo percorso, quindi il periodo esatto è nel 2007. E da cosa prende ispirazione per le sue opere? Da me stessa, nel senso è chiaro, questo è un discorso abbastanza risentito, però poi effettivamente viverlo e sentirlo profondamente è un altro discorso, nel senso che muove tutto da una sensazione di affermare la propria libertà e accettare se stessi fino in fondo, quindi ascoltarsi e appunto il cammino che porta chissà dove. La mostra Symphonie du Colère è abbastanza, diciamo, importante come occasione per esporsi appunto per i pittori di oggi. Sì, sicuramente è una vetrina importantissima. Questi giorni, appunto, come potete vedere qui è arte in qualunque angolo. La città poi è un sogno e quindi quale titolo migliore poteva poi essere scelto nel vero senso del termine, eccezione. Siamo con il signor Menelao Sete, uno degli artisti protagonisti della mostra di oggi. Signor Sete, qual è l'emozione di essere qui a Venezia con i suoi quadri? Un'emozione sto molto felice perché un brasiliano che guarda una città interessante e una mostra bellissima. A cosa si ispira per dipingere i suoi quadri? Na vida, no sexo. Mi ispiro na vida, no sexo, una cosa bella no uomo, na donna, in tutta la gente che guardo, io sento un'emozione forte che mi ispira a lavorare tanto con energia, con gloria, con tutto. Sono molto colorati, dà molta importanza al colore. Sì, io vengo da un paese che tem energia, colori tropicali. Come anche oggi lei è vestito in modo molto colorato. Sì. Ma l'ha fatto lei il suo vestito? Aqui em Veneza. Siamo con Rita Calenda, una delle organizzatrici della mostra di oggi. Signora Calenda, non è stata da sola, vero, a organizzare la mostra? L'ho organizzata col mio socio Carlo Francesco Galli, col quale ci occupiamo di emergenti di arte contemporanea a Milano e abbiamo colto l'occasione per portare un gruppo di nostri artisti qui a Venezia in occasione della 54esima Biennale di arte contemporanea, e quindi volevamo che i nostri artisti venissero un po' conosciuti, visti da critici, un po' da tutti, e l'arte contemporanea va aiutata, va vista, va spiegata, e di questo vorrei che il professor Gregorio Rossi sottolineasse le parti più importanti. Beh sì, è vero, più volte abbiamo collaborato insieme. Perché? Perché l'arte contemporanea non si può paragonare, soprattutto partendo dal Novecento, che è stato un secolo travagliato in tutti gli aspetti, ma anche per l'arte, ma anche per la quantità della produzione, per la quantità degli stilemi, per la quantità dei movimenti. Ora, non esiste un manuale che ci possa dire cosa è successo o cosa ancor più sta succedendo. Per cui se non ci sono iniziative di questo genere si cade, io l'ho anche scritto nel catalogo,
una frase tanto retorica quanto banale, che l'opera parla e si promuove da sé. L'opera non ha mai parlato, non si è mai promossa da sola, nemmeno quella di Michelangelo, figuriamoci altre. L'opera, se non viene conosciuta, non esiste. E per entrare nei manuali deve essere conosciuta, e per essere conosciuta deve essere proposta, deve essere promossa, deve essere fatta vedere al pubblico, ma non solo a un pubblico di passaggio, ma anche a un pubblico di tecnici, di coloro che poi stilano il manuale, e quindi deve essere anche proposta e promossa e fatta vedere nei luoghi idonei, perché se io metto la Pietà in casa mia e me la tengo per conto mio, la Pietà non esiste. E di conseguenza non esiste nessun altro dipinto, nessun'altra scultura. Poi diamine, il lavoro tanto di Carlo Francesco Galli, quanto di Rita Calenda, quanto anche di altri operatori, è un lavoro però di pochi onestamente in questo senso e in questi termini. È il lavoro che doveva essere inizialmente dei musei d'arte progressiva, primo del quale, forse qualcuno se lo ricorda anche per quello che successe dopo, fu Villa Maria a Livorno, cioè musei d'arte, musei progressivi d'arte, per cui si fanno vedere le opere, si documentano, si pubblicano, dopodiché ci sarà il vaglio. Siamo con uno dei protagonisti della mostra di oggi, Francesco Mariani, e con Silvio Donofrio, che è un visitatore della mostra, vero signor Donofrio? Esattamente, sono venuto da Grosseto per visitare la Biennale di Venezia, che trovo molto interessante. Ecco, cosa ne pensa di questa bellissima mostra Symphonie du Couleur? Ripeto, molto interessante, varietà artisti molto interessanti, veramente molto bello. Grazie. Come uno degli artisti molto interessanti, come ha detto il signor Donofrio, è qui il pittore Francesco Mariani, che è uno proprio davvero dei protagonisti di questa bellissima mostra a Venezia. Francesco, qual è, diciamo, l'emozione proprio di essere qui a Palazzo Papa Fava, bellissimo, in questo splendido scenario di Venezia? Ma senti, io sono orgoglioso oggi di essere qui e di rappresentare, diciamo, il comune di Sesto Fiorentino, perché sono stato invitato dal critico Gregorio Rossi, che ha scelto me e altri artisti toscani e non a partecipare alla Biennale di Venezia di quest'anno, che è un onore essere qua, perché io non me l'aspettavo assolutamente, quindi sono anche un po' emozionato, devo dire. Parlaci un po' dei tuoi quadri, di questi 2 quadri che oggi sono esposti. Bene, queste sono 2 opere importantissime che appartengono all'ultimo periodo del mio dipingere, e sono L'attesa di Venere e Venere Amore. 2 quadri che hanno di per sé una concezione diversa. Uno, Venere, e la potete vedere in attesa, oramai dopo, non si sa se l'atto sessuale oppure aver scoperto l'amore, quello che veramente aspetta, immersa sotto la luna. L'altro è Cupido, che oramai è appoggiato a un muro, pensa già a un altro amore, e Venere che è quasi dormiente. Sono aspetti quotidiani di ognuno di noi che vogliono rappresentare anche la parte dell'anima nostra. Siamo ancora con Gregorio Rossi, a cui volevo chiedere qual è stato il meccanismo con cui è stato presentato l'artista Francesco Mariani. Dunque, Francesco Mariani viene presentato, e questo ci tengo a sottolinearlo anche se l'ho già accennato, perché è presente nel Museo di Arte Contemporanea Italiana in America, è l'unico esistente, come detto prima, che nasce da un'iniziativa intesa come arte e linguaggio universale e di conseguenza linguaggio di pace, in una nazione che non ha esercito dal 1947, in un momento in cui il presidente di quella Repubblica era un premio Nobel per la pace. E questo fatto di essere proposto da un museo io credo faccia la differenza. Questo museo, quando nacque in collaborazione anche con l'archivio
Walter Sabatelli, tant'è vero che un quadro di Walter Sabatelli è riprodotto nel catalogo insieme al museo. Era il dipinto che fu poi manifesto della prima mostra che inaugurava il museo, insomma, stesso. E a Francesco Mariani la presentazione la scrisse il direttore della Pinacoteca Amedeo Modigliani, l'unico museo d'arte che porta il nome di Modigliani, che è il babbo della mia amica e collaboratrice Chiara Sabatelli, il figlio di Walter Sabatelli, che dette il via a quello che è tutta questa struttura che cominciò a diffondersi dappertutto, per cui ci arrivarono lettere da ogni parte del mondo, lettere che partivano dalla Costa Rica ma che erano firmate da finlandesi, da persone che arrivavano da ogni parte del mondo. E questo è fondamentale, cioè un artista scomparso dette il via, capito, veramente a un movimento di artisti viventi che si diffondevano nel mondo, essendo italiani, essendo l'Italia avendo come patrimonio, insomma, l'arte. O amor está para acontecer entre a luz e as estrelas. Nós somos aquilo que pensamos e falamos. Um beijo, tchau. Tanti sono stati gli artisti e i quadri protagonisti di questa bellissima mostra e proprio con questa esplosione di colori si conclude il nostro viaggio a Venezia.